Ok, pare essere in diretta su Instagram e pare essere in diretta su YouTube e Facebook. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Vediamo se Instagram mi si ripiglia. Sono live su Instagram? Non riesco a capire. Come state intanto su YouTube e Facebook? Niente, non ero live su Instagram. Scusate, YouTube e Facebook. C'è il cellulare che ogni tanto fa un po' quello che vuole. Ok, adesso stiamo andando anche su Instagram. Come state? Come state? Vediamo se ci sono già un po' di commenti su Facebook, YouTube. Io mi apro anche un attimo le pagine che vedo se funziona tutto. Ditemi anche voi, aspettiamo i primi messaggi in modo da capire se... Ok, Facebook parrebbe funzionare, quindi attendiamo un vostro messaggio per capire che sia tutto a posto. E anche YouTube parrebbe funzionare. Eccoci qua, buonasera Elena, tutto bene? Noi molto bene. Instagram stiamo informando ai follower, quindi attendiamo che si colleghi qualcuno perché oggi è una giornata, almeno per me, speciale, perché avremo un ospite veramente speciale. Eccoci in diretta. La Spring è venuta già a fare il suo saluto, ormai ha capito che il suo lavoro è diventato questo. Vediamo se si vede, Instagram c'è Spring, saluta Spring, YouTube non ti vedono, ma arrivo e ve la faccio vedere anche su YouTube. No, non si arriva a vedere. Vieni su Spring. Lei ovviamente mangia... Ah, ecco, che mi ammazzi. La vedete YouTube? La vedete, sì. Eccoci qua. Instagram, state arrivando. Ciao Antonella, ciao Emanuela, ciao Alessio. Ciao a tutti. Pian piano ci stiamo collegando. Spring ha mangiato, quindi non ha grande motivazione per stare qui con me. Alessio, bella la Spring, grazie da parte sua. Allora, come dicevamo, attendiamo ancora un attimo che si colleghi un po' di gente ancora, vedo su Instagram. Ciao Ilaria, ciao Elena, ciao Antonella, su Facebook si vede, bella Spring, ok, perfetto, grazie mille. Allora, io direi che possiamo già iniziare. E oggi avevamo in programma un altro ospite, avevamo visto anche con Luca, che si occupa appunto della creazione del sito. Purtroppo ha avuto delle problematiche dell'ultimo momento, non è riuscito a venire, niente di grave, niente di problematico, soltanto che non ha potuto essere in diretta, però viene rimandato alla prossima settimana. Giusto bene, ieri avevo scritto a una persona se aveva voglia di partecipare con noi a queste dirette e mi ha detto di sì. E oggi aveva appunto un bel giorno libero, quindi io direi, ciao Cinzia, che se è pronto mi chiede su Instagram, così lo pubblichiamo poi anche su YouTube e Facebook, perché è veramente un grandissimo artista ed un grandissimo anche poeta, direi. Quindi vedo che è pronto, adesso arriva su Instagram e appena lo vedo lo metto anche qui su YouTube e Facebook. Si sta collegando, connessione. Eccolo qua, Doro Giat. Eccoci Eccoci qua, qua. ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Ciao Come Doro, andiamo? come stai? Ah beh, sentivo che dicevi poco fa che è un giorno libero, beh, ultimamente ne ho parecchi di giorni liberi. Sì, giorno libero inteso dal tuo progetto che dopo sicuramente racconteremo, però vorrei già iniziare col dirti che sei il primo gatto presente su questo canale, Zicani. Non avevamo parlato privatamente poco fa, però immaginavo che questa cosa sarebbe venuta fuori, ma per pareggiare le cose ho portato il mio amico Eccolo Tabacco. qua, anche Tabacco. Guarda qua. E niente, adesso è ipnotizzato dalla luce. Ciao Tabacco. Lui è Ciao Tabacco a 16 Tabacco. anni come Piccio ed è in questo momento la mia chiave per uscire di casa. Perché è in centro e quindi se non fosse per lui sarebbe molto più difficile andarmene in giro, ecco, sicuramente. Scusa che non ho sentito, quanti anni ha adesso?
16, è in forma splendida, guarda. Sì. Aspetta, vediamo. Vediamo così. Tabacco, fatti vedere. Da Instagram si vede benissimo, ottimo, eccolo. Un po' scocciato, sì, fatti vedere anche su Instagram, guarda lì. Quindi è lì a 16 anni. Sì, è un cagnolino vecchio, però è ancora in ottima forma, se di fatto te ne vuole andare, vero? Adesso che hai salutato te ne vuoi andare? Sì, tranquillamente. Comunque dicevo appunto, è scappato, dicevo appunto 16 anni ed è lì a dover fare le passeggiate adesso, penso più di una al giorno. Sì, decisamente. Il veterinario consiglia comunque di farne, ma brevi, cioè, portalo 10 minuti a fare dieta, a fare la pipì, portalo tutte le volte che ha bisogno. Adesso in questo periodo ne sta facendo 4, di cui una la mattina un po' più lunga, perché abbiamo detto che fa anche lui il suo sacrificio, insomma noi paghiamo il cibo e lui in cambio ci porta a spasso, perché in realtà è lui che porta a spasso noi. Poi mi permette chiaramente tutto ciò di fare tutta una serie di cose, tra cui delle riprese di cui ho bisogno per il mio format che ho lanciato, vabbè, poi ne parliamo dopo, adesso non è il momento, immagino. Vabbè, se vuoi già anticipare, appunto infatti anch'io ti ho contattato in una delle tue live, anche che fai anche tu quasi ogni giorno, anche tu, come anche noi lo facciamo quasi ogni giorno. Abbiamo iniziato, hai una live al giorno, pian piano, capendo cosa vuol dire, abbiamo aggiunto il quasi ogni giorno. Sì, no, infatti la live è una cosa molto più impegnativa di quello che si pensi. La gente a volte pensa che sia connettersi e cominciare a parlare a caso, no? In realtà c'è una preparazione dietro e quindi, vabbè, i dialoghi magari come il nostro sono un pochino più semplici, però preparare una live che è un monologo di un'ora, Niente, faccio un riassunto per i tuoi ascoltatori che magari non mi conoscono. Stiamo dando per scontato un po' troppe cose. Certo. Io sono Luca Dorotea, in arte Dorogliat. Ho 38 anni e faccio il rapper, di per sé mi definiscono così, anch'io mi definisco in questo modo, con dei profili un pochino più cantautorali. Sono friulano, vivo a Udine in questo momento, ma sono della Carnia, che è una zona montana a nord di Udine, schiacciata contro l'Austria. E ho cominciato a fare musica tanto tempo fa e da qualche anno, dopo degli anni con il mio gruppo che si chiamavano Carni Cats, magari qualcuno se li ricorda, facevamo hip hop fino al 2015 circa, da lì in avanti poi ho lanciato una carriera solista che insomma mi ha portato ad avere tutta una serie di soddisfazioni, a creare un piccolo, insomma una audience, un pubblico che mi segue, faccio una cosa molto particolare e questo sono io prima del coronavirus. Nel mondo nuovo probabilmente mi trasformerò in qualcosa, nel senso che in questi 10 giorni insomma, di reclusione mi sono reinventato un po', perché ho notato che molti dei colleghi presi dalla disperazione hanno cominciato a vomitare materiale online, che insomma è chiaro, la musica è una cosa che, cioè l'arte in generale va centellinata, non puoi pensare che ogni volta che scorreggi tutto il mondo si gira ad ascoltarti. E quindi, visto che non volevo cascare in questo tranello, ho diversificato la mia attività e ho lanciato una live che si chiama Ghiat Television, Ghiat scritto come lo vedete in sovraimpressione su YouTube, su Instagram dovreste vederlo nel mio nome utente, significa gatto in friulano, Genova, Jolly, Ancona, Torino. Ghiat Television, all'interno della quale faccio divulgazione sul rap, sull'hip hop, sto facendo la storia del rap anni 90, un giorno sì e un giorno no, in diretta sui miei canali Facebook e Instagram, non su YouTube, non ancora. E al tempo stesso ho creato questo format che si chiama Diario di Bordo, nel quale in giornate random, ma con una certa continuità, pubblico questi piccoli video di 1 minuto con un monologo su alcune riflessioni che mi scaturiscono naturalmente in merito alla situazione attuale. A tal proposito, proprio per creare questi video, avere il cagnolino mi serve, perché lo porto giù, e mentre lui fa la pipì io giro dei videini che fanno da contorno. Lo trovate sul feed delle mie pagine, sia su Facebook, la pagina artista Dorogliat, che su Instagram nel mio profilo Dorogliat, insomma. Finito. Sì. Poi comunque chi ci segue o chi vuole comunque anche su Facebook e YouTube, una volta finito appunto il video inserirò anche tutti i canali, quindi potete andare a vedere quello che sta facendo adesso, ma soprattutto anche a sentire quello che ha fatto finora, che appunto il fatto che... Dimmi? Quello che ho fatto nel vecchio mondo, dico. Nel vecchio mondo, esatto. Nel vecchio mondo che cambierà inevitabilmente, però
sicuramente le cose del vecchio mondo rimarranno, questo sì. E lì potete andare a sentire il motivo anche per cui è qua. Io lo seguo da tanti anni, perché per me è meraviglioso, è un poeta anche, perché comunque un po' tutti i cantanti, ovviamente, i cantautori, sono dei poeti, ma penso che nel rap devi esserlo ancora di più, anche per il semplice fatto anche che usi più parole nella stessa canzone. Esatto, ti ringrazio, grazie mille. Lusingato. Ma figurati, lusingato io di averti qua. Infatti ho scelto non a caso anche una foto come copertina in cui c'è Spring in cima a un bellissimo panorama. Questo panorama si può vedere dal Monte Mataiur, che è il monte più alto qui della zona, ma probabilmente non l'ho scelta neanche a caso, giusto? Sì, è una montagna particolare perché da un lato non ha niente davanti, cioè è l'ultima frontiera della catena montuosa delle Alpi Giulie, se non sbaglio, dopodiché davanti c'è solo la pianura friulana del mare, quindi anche se non è altissima, sono 1600 metri sul livello del mare, quando sei in cima hai un panorama davanti che è veramente spaziale, è spaziale, sì. E su quella montagna lì ho girato un video ancora 2015, penso, no, 2016, Zenith, in versione acustica, uno dei pezzi tratti dal mio primo disco solista. Sì, che agli amanti, insomma, della natura è piaciuto tanto, anche a me è piaciuto tantissimo girarlo. Sì. È stata una giornata magica quella lì, sai, in cui l'abbiamo girato, perché era ottobre inoltrato. Sai che, come avrai notato, ottobre negli anni sì, non arriva più il freddo, che una volta io mi ricordavo in gioventù che insomma verso la seconda metà di ottobre cominciavi già a doverti le scatole, doverti la fuori il giubbotto e tutte queste robe qua. Ultimamente questa cosa non succede più, anche quell'ottobre è abbastanza caldo. Siamo partiti in giornata col dronista, gli strumenti, uno staff minimo, tra cui anche tabacco, il canino, c'era anche lui, lo si vede nella scena del video. Ci siamo arrampicati sul Mataiur, abbiamo trovato un posto isolato perché chiaramente era pieno di gente. Nel mondo vecchio, ti ricordi, nel vecchio mondo quanto la gente usciva? e lì ci siamo messi a suonare praticamente live per 1 ora con un guidone che ci girava sopra. Dopodiché abbiamo impacchettato tutto, siamo scesi al Pellizzo a bere la grappa e poi siamo scesi a casa. E da questo poi è uscito questo video famoso insomma, perché è piaciuto molto a Joe Stone. Poi Joe Stone l'ho notato e mi ha chiamato e mi ha detto: senti, ma perché non cantiamo assieme quella canzone? Allora abbiamo fatto un altro video. Questa volta invece sui laghi di Fusine a Tarvisio, giusto? Il secondo. Meravigliosa, mamma mia, che posto quello, ragazzi, sì, quello è veramente... Qualche foto o forse anche qualche spezzone di video lo si trova anche sul mio canale, cioè lì è un mondo a sé praticamente. Sì. Signore degli Anelli, levati proprio, cioè Peter Jackson, vieni qua a imparare qualcosa, quando vai su a Fusine, no? C'è proprio una roba, un panorama veramente assurdo. Sì, lì una bellissima canzone, bellissima ambientazione, ma lì proprio registrata live, lì, in mezzo al nulla. Sì, esattamente, poi chiaramente l'abbiamo mixata e rifinita perché sennò era improponibile, però l'idea comunque è proprio live, è suonata con 2 chitarre e 2 voci, basta. C'era anche Ricky Cisa che suonava con me nei Carly Cats, nei vecchi Carly Cats. Sì, era stata sicuramente una giornata magica, sai, perché ti fai questa giornata incredibile con sta luce allucinante, perché a ottobre comunque l'aria è anche più pulita che d'estate, quindi la visuale è più ampia, e poi il sole è più basso, quindi è meno bianco e più gialla la luce, ed è wow, è stato veramente molto bello girarlo, è stata una bella giornata, conservo un bel ricordo, ecco, di quella giornata lì, sicuramente. E dopo c'è stato anche un secondo album. E poi c'è stato un secondo album, sì. Per me è assolutamente spettacolare, assolutamente. Grazie. Ma e ti dirò di più, specialmente in questo periodo, in questo nuovo mondo, come l'abbiamo definito, per me comunque la musica è veramente un'ancora di salvezza in questo periodo. È quel qualcosa che ti riesce a ricollegare a vecchi ricordi e riuscire a quietare quello che può essere invece adesso una sensazione di... non saprei descriverla, però
cioè stare chiusi, dover stare chiusi. Io, ma ti raccontavo anche prima, ieri ho avuto proprio il bisogno di uscire, ma anche soltanto nel mio giardino, nel giardino appena vicino, e di stendermi a terra, avere questo contatto con la natura, per sentire un minimo di libertà, perché comunque, ok, siamo limitati, ma comunque siamo molto più liberi che in altri periodi storici, ovviamente. Però c'è questo senso che non ti senti libero, c'è poco da fare, a parte la paura. Sì, è una riflessione inquietante, per quanto forse un po' avventata, però sicuramente in questi giorni che stiamo vivendo c'è questa sensazione quasi. Infatti ho già cominciato a definirlo il vecchio mondo. Il vecchio mondo, perché ho come la sensazione che anche quando torneremo alla normalità tante cose non torneranno più come prima, e quindi sì, anche un disco come Orizzonti Verticali, il mio secondo disco che citavi tu, sicuramente è un disco figlio della sua epoca, limitatamente al fatto che era visto molto dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, perché siamo friulani tutti e due, no? Quindi questi orizzonti verticali intesi come proprio le montagne che ci circondano da tutti i lati, quasi occludendoci la vista del mondo esterno. Però in qualche modo comunque è comunque un disco che si sente figlio del mondo esterno, per tutta una serie di situazioni descritte, no? Mi viene in mente Icaro adesso, che la classica canzone da "la giornata è bella, prendo mia moglie, prendo la mia compagna, la mia fidanzata e vado al mare", capito? Detto adesso? Sì, per l'amor di Dio, non è che non potremo più farla quella cosa lì, però sicuramente ad oggi cosa siamo, il 18 marzo 2020, parlare di una cosa simile sembra quasi parlare di un'epoca... Sì, veramente. Vabbè, magari siamo un po' troppo catastrofici, anche la mia indole romantica, prendetela con le pinze, insomma, è d'altra parte. Beh, così. Ma alla fine sono comunque, se fin da poco, anche scusami che intanto regolo un po' un attimo la telecamera di qua, in realtà sono già passati un po' di giorni che sembrano almeno il doppio, penso, almeno per me sembrano veramente almeno il doppio. Sì, io direi che 2 settimane abbondanti ce le abbiamo alle spalle di questa cosa, però cominciamo secondo me ad avere una percezione, sì, probabilmente non ce l'abbiamo ancora, la reale percezione di quello che sta succedendo. E lo dico perché sono uscito prima con tabacco e mi è passata davanti una che faceva jogging. Ma dove cazzo vai? Cioè, non hai sentito il telegiornale? Hai vissuto in una bolla le ultime 2 settimane, sull'Everest hai vissuto. Dove vai a correre? Dove vai? Devi correre, fai l'investimento, 300 euro, ordini da Decathlon il tapirulan e te lo metti in salotto se proprio devi correre. Non vai a correre, è sbagliato. O le famiglie che portano i figli al parco, ma è sbagliato. Ancora forse non c'è la percezione. Ho visto dei video proprio ieri della gente ammassata nella metro di Milano. Non lo so, io non vorrei che passi caro il fatto di vivere in una democrazia in un momento come questo. Vivere in una democrazia significa che noi dobbiamo avere la coscienza per capire che in questo momento non dobbiamo uscire di casa, punto, perché sennò ci mettiamo veramente una dittatura come in Cina, in cui se esci di casa ti arrestano e ti chiudono in una cella in cui non metteresti neanche il tuo cane in punizione, capito? Ecco, allora probabilmente non voglio pensare ancora così in maniera così catastrofica, voglio pensare che stiamo cominciando a realizzare il fatto che è una cosa molto più grande di quanto potessi immaginare all'inizio, quando si sentivano ancora voci del tipo è una comune influenza, no? Sì. Per l'amor di Dio, per te che siamo in salute probabilmente se la prendiamo lo è, ma il problema non è quello, il problema poi è chi la passiamo. Sì, ma è soprattutto anche più tardi ci si adatta, ci adattiamo tutti a questa nuova situazione e più tardi finirà questa situazione. Anche questo è il problema, che tutto il problema economico che c'è e ci sarà si protrarrà ancora più a lungo se semplicemente anche uno di noi vuole andare a trovare, a fare la festa con l'amico, perché no, non è il momento, stiamo buoni adesso che ci torneremo il prima possibile e prima ci fermiamo. Io e mia moglie abbiamo istituito l'aperitivo su Snapchat, cioè vuol dire che Snapchat, come si chiama quell'applicazione? Ho l'iPhone da pochissimo, prima avevo un Android, quell'applicazione che serve per fare videochiamate tra FaceTime? Grazie, esatto. Eccolo. Scusate. Avevo quella figura da boomer.
Sì, abbiamo istituito l'aperitivo su FaceTime, nel senso che ci sediamo a tavola, ci facciamo il nostro drinketto, chiamiamo i nostri amici che abitano in un altro appartamento, abbiamo un gruppo di amici che hanno una convivenza, stiamo a condividere un appartamento, chiamiamo loro e stiamo lì, chiacchieriamo, ci passa anche un'ora tranquillamente. Non ti dico che è come essere al bar, per l'amor di Dio, però sono palliativi che in questo momento aiutano a mantenere una forma di salute mentale, quello è fare un po' di attività fisica, perché sennò veramente passato 10 giorni, ma quando arrivare 15-20 impazziamo, no? Giusto? Assolutamente, assolutamente. No, ti dico, ma ne parlavamo appunto anche prima, in più a me manca questo contatto con la natura. Io sono abituato, anche con Spring, almeno un'ora al giorno andiamo in natura, la volta che non arrivo recupero il giorno dopo. Questa impossibilità di andare inizio a sentirla, ovviamente c'è anche la preoccupazione e anche il sentimento, chiaramente anche per le persone che purtroppo soffrono in questo momento. Però appunto dal mio punto di vista, oltre alle persone, c'è anche questo bisogno di natura che alla fine io vado sempre a fare queste passeggiate e la maggior parte delle volte sono da solo, se non vado ovviamente a fare passeggiate organizzate o con altre persone, però la maggior parte delle volte vado, mi piglio e vado da solo. Adesso comunque è limitata anche quella e mantengo limitata ovviamente anche quella per il bene di tutti, però è soffocante non poterla fare. Ti dicevo prima, ancora non ho sentito questa necessità, ma so che arriverà inevitabilmente, perché insomma sì, anch'io avendo il cane, ma anche semplicemente avendo la passione dell'evasione, no? Nella natura, sì. In particolare la domenica, nei festivi, sì, è una cosa che a brevissimo comincerà a farsi sentire sicuramente, però dobbiamo tenere duro, evitare di cedere alla tentazione, come è successo qualche domenica fa. Mamma mia, mi ricordo, io quel giorno sono andato a fare una passeggiata col cane, sono andato su in montagna, quindi non è che sono stato a casa, però ho scelto di andare in un posto isolato dove sapevo non c'era nessuno, ho incrociato 2 persone e ho camminato in mezzo al nulla e mi ricordo che mi dissero dei miei amici che alle 9 di mattina al parcheggio del Monte Zoncolan, una nota località sciistica friulana, che ci segue a Friulano, era già strapieno alle 9 di mattina. Il che significa che proprio la gente non aveva ancora recepito il messaggio e secondo me stiamo pagando tanto le conseguenze di questo, di quelle scelte di quel weekend lì, quella domenica, e anche dell'esodo, chiaramente, che quello deve ancora far notare i suoi effetti. L'esodo degli emigrati, l'esodo dei meridionali che sono tornati a casa, no? Ah beh, sì. Ma più che altro, più che magari non si sono resi conto, secondo me proprio la gente se n'è resa conto che stava per succedere qualcosa e ha detto posso farmi l'ultima sciata perché poi non ce la fanno più fare. Sì. Però il pensiero è sbagliato. Secondo me il pensiero invece, te lo dico da sciatore anche, è stato, vabbè, però nessuno ha detto che non si può sciare. Non si può aggregarsi, ma noi andiamo a sciare. Non lo so. Sta di fatto che è inutile pensare il perché possa averlo fatto la gente, questa cosa. Sta di fatto che, insomma, sono state situazioni che avranno delle conseguenze, ecco, sicuramente. Intanto ovviamente invitiamo anche Scusami? No, dicevo, quando la protezione civile nella conferenza stampa ha cominciato a dire, a parlare di questo fenomeno che c'era stato all'indomani proprio del weekend, io avevo il terrore che nominassero i friulani. Secondo me ce la siamo svangata, perché hanno fatto un nome, però mi pare sia una località sciistica sugli Appennini, se non sbaglio. Comunque non in Friuli. Però insomma, ammettiamolo che purtroppo siamo stati anche noi. Sì, decisamente. Dobbiamo invitiamo tutti a scrivere, vero? Sì, un qualcosina tipo su, io vedo qua YouTube, Facebook, anche Elena, mancano le passeggiate. La pensa come te, forse ci siamo persi il momento preciso in cui la pensa come te, però sappi che la pensa come te. Mentre, un attimo che vi sposto così leggo, io sono abituato a viaggiare molto all'estero da quando avevo 4 anni e non poter viaggiare mi uccide. Esatto. Purtroppo ti toglie quelle che diventano quasi delle abitudini.
e chiaramente cambiare abitudini è sempre difficile. Dopodiché vediamo, Instagram ci chiedono qualcosa, c'è qualcuno che ha... Avete parlato finora, in realtà abbiamo fatto un'infarinatura, cioè mi sono autointrodotto per chi non mi conosceva. Esatto. E poi abbiamo fatto una chiacchierata generica, insomma, su quello che sta succedendo, su quello che inevitabilmente è sulla bocca di tutti in questo momento. Adesso non è che dobbiamo per forza parlare di quello, sia chiaro, però è anche inevitabile che lo sappiamo tutti che nelle nostre case in questi giorni con i nostri cari parliamo di quello. Purtroppo non si può fare altrimenti. Anche perché la cosa migliore però da fare, magari, è guardare un telegiornale per sapere le novità, ma basta. Il resto fate altro, guardate Netflix, guardate altro, perché sennò veramente adesso ti assillano un po' in tutte le trasmissioni. Sì, no, infatti gli approfondimenti io sconsiglio di guardarli soprattutto sulle reti Mediaset perché sono abbastanza idioti. È chiaro, il telegiornale ci sta. Magari, ecco, se proprio un telegiornale non basta, ne guardi due, ma due non vuol dire che guardi il TG4 e il TG5 perché è la stessa cosa. Guardi il TG5 e poi vai a vederti Euronews. Euronews piace molto, per dire, che è un telegiornale abbastanza convenzionale, oppure un TGcom e uno Sky TG24, non lo so, se proprio, però guardarti gli approfondimenti, l'intervista a Mario Giordano che parla del fatto che è colpa della mancanza di fede degli italiani, se il morbo vi colpisce, dove cazzo siamo nel 1400, magari. Va bene, comunque sì, a parte queste cose, è chiaro che stare lì a bombardarsi la testa non ha senso, però dobbiamo stare sul pezzo, perché sennò rischiamo di fare una minchiata e di dire vabbè dai, oggi è una bella giornata, ieri ha avuto un'inflessione, il contagio, Ma magari... sì, ritorniamo fuori. No, qua chiedono se a noi non dispiace il caffettuccio con la Barbara D'Urso. Bellissimo. Grande Ilaria. Sì, direi di no. Allora, vediamo, c'è uno che è Seba Artico. Artico, sì, che mi ha mandato un video per il diario di bordo oggi, grande Seba. Eccoci. Allora, ogni giorno nei campi qui vicino a me e posso dire che prima erano pieni di gente che raccoglieva verdura e adesso sento solo i miei passi. Ok, già meglio. Sì, in effetti è calato, per l'amor di Dio. Non ti abbiamo chiesto, Seba, di dove sei, immagino friulano? Artico, Chiarniel, sento Chiarniel. E Elena invece ci dice che anche ad Orbia e anche qui sulle Orbie a Foppolo. Orobia a Foppolo, non Neanch'io. Dove sarebbero, Elena? È stato preso d'assalto un impianto di risalita. Penso sempre quella domenica storica. Sapisci dire dov'è? Non è facile però difendersi dalla miriade di notizie, scrive Ferro Sebastiano. Al lavoro, fra colleghi, in casa, si viene bombardati, volenti o nolenti. Sì, è vero. Difatti è necessario mantenere un quoziente di lucidità il più alto possibile, perché obiettivamente, io ad esempio ho sentito da amici, da un cugino anche che vive negli Stati Uniti, delle teorie, delle conspiracy theories, come si dice, teorie di cospirazione. Sì. Vabbè, a parte la più comune che nessuno chiaramente si sente di escludere, cioè che il virus sia stato diffuso, che sia una pandemia indotta per decimare la popolazione mondiale che ha raggiunto un livello di insostenibilità per l'ecosistema. Va bene, ipotesi fantasiosa ma pur sempre plausibile. Però per dire, il cugino americano mi ha fatto una domanda. Adesso dirò a tutti, voglio insinuarvi dubbi, è semplicemente che parlare, discutere e confrontarsi su queste cose è fondamentale per sviluppare una conoscenza. No? Lui mi ha chiesto, conosci qualcuno che sia ammalato o che eventualmente è morto di coronavirus? Io no, ma vado in fiducia. Qualcuno in giorni scorsi sì, ci ha scritto che ha perso due cari. Questo è già un tasto che io personalmente non ho potuto che dirgli che i miei amici e conoscenti che lavorano in ambito medico infermieristico non hanno nessuna voglia di scherzare né di pensare che sia una bufala inventata dai media.
subito. Questo è da mettere subito in chiaro. Però se devo rispondere direttamente alla domanda, no, io non conosco nessuno. Io non conosco nessuno. Questo non vuol dire che sia tutta una cosa montata dai mass media come la terra piatta, no? Tutti i piloti e tutti gli astronauti della storia si sono inventati le cazzate così per farci credere che in realtà viviamo su una tavola sospesa nel nulla. Allora, vediamo sempre su... Vai, io intanto ti informo che Alpi Orobiche, provincia di Bergamo. Quindi, provincia di Bergamo, quindi... Ok, quindi tra le province più... Sì, zona che scotta più che zona rossa. Allora, qua ci dicono, Di Blasi Alessandro ci scrive: quelli che pregano perché il coronavirus guarisca si sono dimenticati che ci sono i dottori che si fanno il culo, o loro pensano a Dio. Beh, è chiaro che a atei o razionali semplicemente sia difficile credere a certe cose, però io preferisco lasciare alle persone che hanno una fede l'ausilio di questa cosa qua, anzi l'invidio perché hanno la possibilità di trovare conforto in qualcosa di ultraterreno. Però è chiaro che da un certo punto di vista la razionalità ti dice: ma che cazzo dici? Sì, infatti avevo appena visto un post in cui diceva appunto che il Papa ha iniziato a pregare per guarire del coronavirus, allora tutti che dicevano che a posto è fatta. Non è quello il discorso, quella diventa una battuta, però per chi ci crede, anzi, ben venga. Sicuramente ciò che ci può far star bene è bene che venga fatto. Sempre Alessandro ci scrive: c'è gente da me che non portava fuori il cane, adesso li vedo tutti fuori. Sì, come il fatto che sono diventati tutti podisti, no? Tutti devono andare a correre adesso. Questo può essere una cosa positiva, che tante persone in cui magari il era una cosa lasciata in giardino, adesso, ok, diventa una scusa per poter uscire, però almeno il cane esce. Almeno quello... Sì, non va bene uguale, ma meglio di prima sicuramente. Meglio di prima almeno, dai. Giada ci scrive che degli amici di suo padre sono direttamente interessati dal coronavirus. Ecco, Elena era invece quella a cui ci raccontava che ha perso dei cari e dice appunto che a Bergamo è terribile la situazione. Immagino, sì. Immagino che sia... Da quello che vediamo dalle news, gira anche qualche video di utenti X su WhatsApp che ho visto, sì, è veramente agghiacciante la situazione. Broken Rose scrive: attenzione, in tutto questo la Germania ha stampato 50 miliardi di euro da una banca locale per un autoaiuto. Stampare banconote per il proprio conto e nessuno dice nulla. Io non ho sentito questa cosa, non posso verificare questa notizia, quindi non commenterò, ma mi pare improbabile. Non saprei neanch'io. Però sempre Giada scrive: tra l'altro qua da me a Como, so che si dice Como perché ho dei parenti anch'io lì, continuano ad aumentare i pazienti positivi. Un ragazzo di 25 anni è stato portato ieri in rianimazione per essere intubato. Ma è chiaro. È chiaro, cioè, scusami, non voglio avere un tono di sufficienza di egoismo, è terribile questa cosa, però è inevitabile, cioè dobbiamo abituarci all'idea che il contagio si sta espandendo, i numeri salgono, quindi inevitabilmente c'è sempre più gente colpita. Qua in Friuli, per dire, siamo ancora tranquilli, ma perché abbiamo tanto spazio l'uno dall'altro. È chiaro che se il virus entra nelle nostre case, ci sono tanti anziani qua in Friuli, c'è poco da dire, soprattutto in Campania, da dove vengo io, quindi è meglio che continuiamo a stare a casa, secondo me. Questo assolutamente, questo sempre. Dai, raccontaci un po' di questo tuo nuovo format, che so che appunto adesso stai richiedendo anche delle immagini appunto da chi è dotato di cane e deve portarlo fuori. Esatto, sì, ma anche da chi è dotato di una bella finestra che dà un... Se mi seguite su Instagram, come dicevo prima, o sul feed, sulla pagina Facebook col mio nome che vedete in sovrimpressione su YouTube o su Instagram, vabbè, Dorogliata e Domodossola, Otranto, Roma, Otranto, Genova, Jolly, Ancona, Torino.
questo è il mio nome d'arte, mi cercate, trovate questo format che si chiama, che ho inventato proprio in questi giorni, mi è venuto così, in freestyle, cotto e magnato, come si dice, diario di bordo. Sono dei monologhi di 1 minuto che pubblico con una certa cadenza, all'interno dei quali analizzo diversi, non solo stati d'animo e situazioni magari interiori di fronte alla situazione attuale, ma anche tutta una serie di riflessioni che posso aver fatto. L'ultimo che è uscito rifletteva ad esempio sul fatto che sì, ok, che stanno morendo solo le persone anziane, ma le persone anziane sono i nostri vecchi, sono una generazione che ha visto cose e che si porta dietro un bagaglio esperienziale che il fatto di perderlo tutto in una volta a me mi preoccupa. Faccio un esempio un pochino spinto. Come si chiamano i negazionisti della Shoah? Tra un po' non avranno più nessuno che può contraddirli, che era lì a vederlo. Tra un po' non avranno nessuno che li contraddisce più, ma non per colpa del coronavirus, sarebbe successo comunque. Però il coronavirus accelera questa cosa. È un esempio stupido per dire che stiamo perdendo un certo tipo di saggezza, un certo tipo di knowledge, che è una cosa che va che fa riflettere. Ecco, questo è uno degli argomenti che ho trattato. Comunque diario di bordo, sì, lo trovate, ne pubblicherò un altro tra un'ora alle 8, quindi appena usciamo da questa diretta, quello di oggi, e così insomma dateci un occhio. È sicuramente un modo mio per cercare di interpretare attraverso quello che mi viene bene, che di base è scrivere, questo momento. E sono molto belli. Io li vedo sempre e sono veramente molto belli. Cioè, toccano. Sai, ovviamente... Scusami. Vai, tranquillo. Dicevo che, come accennavi tu prima, il fatto di avere un cagnolino piccolo di 16 anni implica che non è che posso prenderlo e fare 8 chilometri e avere sempre punti di vista diversi. I contenuti visuali di questi video li creo io col telefono quando porto giù il cane. Dopo 10 giorni li ho finiti, nel senso che gli angoli e i punti di vista qua nel centro di Udine sono abbastanza finiti. E quindi ho chiesto oggi agli utenti di mandarmi, difatti il video di oggi, il diario di bordo che uscirà oggi alle 20, è composto tutti da video di utenti, no? Quindi non sono io che sono andato a farmi dei giri meravigliosi. Pensa che un utente, che saluto, Samuel, mi ha mandato un time-lapse del tramonto a Sauris, che chiude il video di oggi. Sì, bellissimo. Si aprirà il petto tipo Kalima, tipo Indiana Jones, il tempio maledetto, ti estrarrà il cuore dal petto, è una cosa simile, e pensare che fino a che qualcuno non ti dice che puoi farlo di nuovo, non puoi farlo di nuovo, andare lassù a vederlo. Assolutamente. Beh, l'altro giorno, dopo appunto una settimana abbondante di reclusione qui, ho attraversato il paese dove abito, comunque un paesino molto piccolo, e si riesce a un certo punto ad andare sotto la strada e arrivare vicino a un fiume molto vicino in cui sei nel nulla più totale, c'è solo vegetazione e anche appiattita, perché magari quando il fiume è in piena lì non ci arrivi proprio. Lì ho vissuto un piccolo momento di libertà e ho sentito proprio questa sensazione che stai descrivendo, proprio ho sentito la cassa toracica aprirsi e sentire questo minimo di libertà lì in mezzo al nulla, e immagino appunto, cioè, sono stato anch'io a Sauris, anche Sara, che tra l'altro vediamo se dopo ci viene a fare un saluto, che è la mia collaboratrice, siamo stati appunto insieme a Sauris, altro posto meraviglioso. Sì, la panchina nella sua fotoprofilo, però forse è Fusine. Questa è Fusine, sì, foto gliel'ho fatta io e lei con col suo cane Malcolm, laghi di Fusine, esatto. Ecco. Sauris è un gioiellino, se ci pensi, nelle nostre Alpi, tant'è che sotto Natale è preso d'assalto perché la zona è particolarmente nevosa rispetto al resto della Carnia, che è inutile dirlo, negli ultimi 20 anni ha avuto un'inflessione, un calo delle nevicate, dei centimetri di neve spaventoso. Ma Sauris è proprio lì, è in una zona nevosa, sembra un villaggetto, porca miseria, sembra la Lapponia. Quindi, anche d'inverno ci sono delle foto, vabbè, le trovate online se le cercate, foto a lunga esposizione, quindi di notte, che è veramente un posto speciale. Sauris, hanno detto che chi si è vista lassù, la Unziker, qualcuno mi pare. Non ho sentito, però sì, è un posto... Scappare lassù deve essere una buona idea, perché la località è ancora conosciuta più di tanto, più che altro è lontana dai grandi centri. Se non lo fosse, cioè Cortina, levati.
Sì, sì. Poi c'è anche Buoni Salumi, sicuramente magari certo. quello lo conoscono, quindi Sauris l'han sentito E la nominare, birra sappiate. e la birrazzare, la conosci la birrazzare? Anche, esatto, Ma è esatto, anche quella. molto buona anche quella, sì. Tutte cose che si acquisiscono in piazza Duomo durante il Friuli Doc, dove ci sono tutti gli stand della Carnia, quindi tra prosciuttifici e birrifici e piccole aziende che fanno dei prodotti belli strong, belli saporiti come piacciono a me, quelli è abbastanza un piccolo paradiso. Poi non capisco come dalla musica finiamo a parlare di cibo. No, non ho capito. Infatti stavo cercando un ricollegamento adesso per tornare. Facciamo uno stacco netto, diciamo. Probabilmente si sta avvicinando l'ora di cena, quindi Vabbè, viene ce l'ho, subito ce l'ho, un rifare. modo per passare che sembra, visto che stiamo parlando tanto del Friuli, una particolarità anche tua è che mantieni comunque almeno qualche pezzo di friulano anche, no? Nelle tue canzoni. Sì, la lingua friulana, perché lo diciamo perché magari non ne ha mai sentito parlare, ci sono tutta una serie di lingue tutelate dalla Costituzione come lingue minoritarie che non sono dei dialetti. Le differenze spesso sono sottili, non entriamo nel merito. Infatti la lingua friulana è insomma, una marcia in più che ho deciso di aggiungere alla mia musica, perché già con il mio primo gruppo, quel Carnichezza, era abbastanza calcata questa cosa, cioè si usava il friulano come lingua aggiuntiva. Io in particolare nei miei primi due dischi solisti, quindi Vai Fradi, che aveva ritrovato una parola friulana nel ritornello, nel titolo, uscito nel 2015, Fradi significa fratello in friulano, Vai fratello, quindi Vai Fradi, sia in orizzonti verticali, comunque c'erano delle iniezioni di lingua friulana, che è una cosa che a me piace molto, mi ha molto stimolato per affrontare tutta una serie di argomenti. Ti anticipo qua, visto che siamo nel corso di questa chiacchierata, che in realtà nelle cose nuove io avevo già praticamente un disco pronto, dovevano uscire ben 3 pezzi prima dell'estate, quest'anno fai un po' te col video, sì. Però il friulano a sto giro non ci sarà. Il friulano non ci sarà perché è un'esigenza che sento io onestamente di fare questo tipo di passaggio. È una cosa che mi ha identificato molto, nel senso che ti rende diverso dagli altri, no? E poi soprattutto in un album come Orizzonti Verticali, che tu hai citato prima, che comunque è pesantemente radicato, no? È fortemente radicato sul territorio friulano, ci stava anche. Adesso sto cercando anche per un'esigenza di crescita proprio artistica di affrontare anche argomenti che siano di più ampio respiro, per i quali il friulano non è particolarmente indicato. Ecco. Beh, Però poi sì, appunto parti anche da una regione che sicuramente non è tra le più conosciute in Italia. Tanti dall'estero, anche in Italia, pensano che dopo Venezia ci sia praticamente la Slovenia, chi la conosce, se non addirittura la Russia, tipo. Quindi purtroppo può essere una limitazione, questo sì. Ne parlavamo nella live che ho fatto ieri, in cui abbiamo parlato di rap napoletano, rap partenopeo. Ecco, in quella live lì qualcuno mi chiede, ma il parallelismo, no? Loro cantano in napoletano, tu canti in friulano, ma quali sono le differenze? Perché allora è andata bene, è andata meglio che i friulani. Vedo che anche Sara Turco su YouTube ha scritto un commento. Sì, del nord, possiamo dire del nord, secondo me possiamo dire tranquillamente del nord. Sì, la regione che si dice che non esista, che è il Molise, che però in esatto. Italia la conoscono, il Friuli proprio non è neanche tra quelle, proprio. È vero, molto spesso non è conosciuto, anche perché il nome è difficile, Friuli, Venezia, Giulia, 3 nomi per una regione, perché siamo l'unica regione con 3 nomi, l'unica con più di uno. Sto realizzando, no, c'è la Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, E c'è Trentino Alto anche Adige. Alto Adige, quindi no, niente, neanche quello abbiamo, accidenti. Sara comunque scrive: penso che riuscire a inserire la Marilenga all'interno del mondo musicale sia difficilissimo, infatti ne parlavamo proprio nella live di ieri, mi dicevano no, perché i napoletani ci riescono e noi invece no. Per 2 ragioni principalmente. La prima è numerica, semplicemente noi siamo molto pochi. La Campania è la seconda o la terza regione più popolosa d'Italia e oltretutto ha una tradizione musicale che ciao, levati noi di cosa parliamo. In secondo luogo perché obiettivamente il suono della cadenza napoletana
è entrato un pochino nella cultura popolare attraverso i grandi intrattenitori che hanno fatto la storia di quella città, sia nella musica che nel cinema, insomma nel teatro. Quindi anche la parlata napoletana è una cosa alla quale abbiamo fatto molto di più l'orecchio, per quanto comunque una dimestichezza come me, per quanto lo ascolti spesso nel rap napoletano, non riesco a capirlo da Quito, devo fermarmi un attimino a analizzarlo. Ecco, il friulano ha un'ulteriore difficoltà, perché oltre ad avere poca gente che lo capisce, ha anche dei suoni effettivamente, uno addirittura nel mio nome, lì non si legge ghiat, si legge ghiat, ghi. Questo è il suono. Che poi cambia anche da Carnia a Cividale, da Cividale a Mortegliano, che stiamo parlando di località appunto del Friuli, già l'accento piuttosto che la I pronunciata più, la C più sibilante, cioè cambia proprio all'interno anche del Friuli, quindi è complicato. Il cane, visto che parliamo di cani qua volentieri, il cane si dice chian, però non è chian, è chian. Non è facile, capito? Se tu tutte queste parole metti una vicino all'altra, per quanto riguarda la mia esperienza, mi sembra che il friulano si stia perdendo tanto nelle nuove generazioni. Io per dire lo capisco, ma faccio fatica a parlarlo. C'è una tendenza, una curva che è in declino costante. Bisogna dire che in alcune comunità del Friuli Venezia Giulia in realtà è ancora molto parlato. Su Incarnia, per dire nei paesi, io sono venuto al mezzo, parliamo dei paesi principalmente, cioè lo parlano tutti, anche i giovani, anche i bambini, anche i ragazzini. In certe comunità è ancora fortemente radicato e lo rimarrà probabilmente se il nostro sistema economico ci permetterà di rimanere, permetterà alle famiglie di rimanere nei paesi, cosa che succede sempre di meno, però chissà. Siamo di fronte a grandi cambiamenti queste settimane, quindi non possiamo più neanche fare potremmo fare anche dei pronostici in positivo per una volta, pensa a te. Sì. Magari il parlato magari rimarrà, andrà in declino, magari qualcosina. Lo scritto penso che sarà difficile, cioè da scrivere è ancora più difficile. Verrà mantenuto a livello accademico probabilmente, basta. Sicuramente il discorso della lingua friulana è un discorso ancora parecchio aperto, ecco. Sicuramente c'è ancora molto da dire. Io d'altra parte penso di aver fatto il mio. Vediamo cosa ci scrivono qua. Ci scrivono via la canapa, Seba ci scrive sì, da Zare, infatti c'è anche il gusto alla canapa, come si diceva. Friuli Forever, sempre. Dani, che segue anche le mie dirette. Ciao Dani. Paradossalmente ci sono anche diversi tentativi di riprenderlo come lingua. È un po' cavolo, certi commenti se non li leggi immediatamente, no? Decontestualizzati poi è difficile. Penso col friulano, è arrivato da poco, quindi proprio come friulano, diversi tentativi di riprenderlo come lingua, quindi magari non so se l'hanno introdotto in qualche sistema scolastico, non saprei. Sì, è già nei sistemi scolastici, le lezioni di friulano ci sono in certe scuole, soprattutto elementari. Sono andato a farne una come ospite, è stato divertentissimo lo scorso inverno, è stato bello. Io sono dalla Puglia, ma ci vivo, e il foggiano è come l'arabo. Oltretutto in Puglia ci sono anche delle minoranze, c'è una minoranza grica nel Salento. Grica vuol dire che mantengono una forma di parlato che ha le radici nel greco, perché hanno colonie della Magna Grecia, no? Del Sud Italia, quindi hanno mantenuto questa cosa qua. Sì, è molto interessante. La storia delle lingue è la storia dei popoli, quindi è una cosa che non va sottovalutata. Di là ci dice Dani, specifica tipo l'Arlef, quindi riprenderlo come lingua tipo l'Arlef. L'Arlef, sì, l'Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, che praticamente investono insomma parecchio nel mantenimento e sono anche tra gli organizzatori e promotori insieme a Radio Onde Furlane, altra grande realtà di promozione della lingua qua sul Friuli, che hanno creato questo festival che si tiene a dicembre a Udine, si chiama SUNS. È un festival di musica, cinema e forme d'arte in lingua minoritaria. La serata principale è un grande concertone nel quale, dopo un'accurata selezione, perché ci sono sempre tantissimi concorrenti, si selezionano un tot di artisti da diverse parti d'Europa
che parlano lingue minoritarie e fanno musica nella loro propria lingua minoritaria, e li si invita qua a suonare, chiaramente c'è un vincitore, eccetera. Io un anno ho partecipato, quest'anno ho fatto il presentatore. È un evento veramente, per chi non è mai venuto e ha voglia, ad esempio, venire a farsi un giro a Udine, venire a fine novembre, inizio dicembre, di solito è a vedere Suns, è veramente una bella serata. Si scrive come sole in inglese al plurale, Suns, tipo Suns, dire suoni in plurale. Magari pian piano arriveranno anche a conoscerci, no? Organizziamo una bella passeggiata con i cani prima e poi magari in mezzo alla campagna ci fermiamo lì e cantiamo. Certo, qua, posti per stare in mezzo alla campagna ce n'è quanti ne vogliamo, quindi sicuramente non manca. Assolutamente. Allora, Doro, io ti devo far vedere un attimino giusto una cosa che ti avevo raccontato. Abbiamo avviato anche un nuovo progetto che si chiama hashtag Sti cani in casa. Questo hashtag Sti cani in casa semplicemente non è altro che ogni giorno noi andiamo a fare, ogni giorno, anche lì quasi, andiamo a fare delle attività con i nostri cani che possono riprovare appunto a fare a casa la gente che ci segue. Perché ovviamente dovendo stare in casa, non potendo fare grandi passeggiate, è giusto anche riuscire a tenere impegnato un po' il cane, no? Giustamente. E ieri ci hanno inviato un po' di video, rivediamo magari anche quelli di ieri. Questo è uno, non partirà l'audio, dovevano semplicemente fare una piccola ricerca in casa, quindi chiudere il cane fuori di casa e farlo andare a cercare. Ti anticipo già, so che sento qualcuno urlare, stacco la musica, non sentite l'audio, giusto? Penso. Ha nascosto un bocconcino e guarda la reazione. Eccoci qua. A posto. E qua si finisce il gioco in questo caso. Scusate che vi giro anche su Instagram, scusatemi. Eccoci qui. Quindi in questo caso non è proprio riuscito alla grande. Però qualcun altro poi ci ha provato e c'è riuscito. Comunque il biscottino, quindi ha detto sì. Esatto, è più semplice così perché stare a smazzarsi. In quest'altro caso invece ha nascosto un po' di più di bocconcini, infatti il nostro consiglio era quello di nasconderne un po' di più in giro per casa in modo da rendere anche la vita un po' più facile ai nostri amici cani. Poi un altro me l'ha mandato su Messenger, però da qui chiaramente ho un po' di problemi poi a farlo vedere, non vorrei far vedere troppe cose appunto sul Messenger della pagina, quindi ci sono un po' di richieste eccetera, e questo vedi che pian piano ce l'ha fatta. E oggi è arrivato anche un altro nuovo, che è questo. È andato a cercare, anzi li ha nascosti. Questa qua tra l'altro è anche una cagnolina che ha fatto il percorso anche con noi, quindi vedo che sono stati anche un po' stronzetti. Marco e Virginia gliel'hanno nascosti per bene, infatti guarda che deve andare a cercarselo sulla sedia in mezzo alle cose. Quindi con questa piccola attività, diciamo, andiamo ad impegnare anche un po' di più i nostri cani. Perché chiaramente se le passeggiate si accorciano non vuol dire che loro possono star lì a far nulla. In questo modo riusciamo a fare un qualcosa insieme, quindi una piccola ricerca che per il cane magari può essere semplice, però dipende da quanto è anche abituata ad utilizzare il naso. Tanti cani magari non sono abituati proprio ad utilizzarlo, quindi non si sa se riusciranno così facilmente. Vediamo se adesso parte, ultima cosa e poi continuiamo, qua intanto è il backstage, se vediamo soltanto se adesso parte invece quello che vedremo poi prossimamente. Vediamo se parte. Traccia, vediamo che
il microfono è fuori. Ok. Poi, una volta dopo averlo fatto appunto un paio di volte, semplicemente con dei bocconcini messi a terra, aspetta che sei in primo piano su entrambi gli schermi, possiamo invece insegnargli a seguire semplicemente la mano, e quindi possiamo utilizzare il nostro corpo come un gioco. E questa è una cosa che possiamo fare a casa, un gioco che possiamo fare insieme e che invitiamo tutti appunto a fare a casa, provare a farlo a casa, vi filmate, se non arriva tanto meglio, che così ci facciamo anche qualche risata in questo momento, e postarla appunto sui social taggando appunto l'hashtag sti cani in casa. Così li rivediamo appunto anche in queste live. Bella iniziativa. Il mio vecchio cane in casa dorme, sai, quindi non penso Ecco. ti taggerò. No, vabbè, ma anche Spring alla fine adesso ha un 10 anni, quindi anche lei, sì, quando stai da passeggiare, sì. Se no, guarda. Sì, adesso comincia un pochino anche a non voler uscire, tipo l'altro giorno ci ha sgridati sia me che mia moglie in maniera abbastanza esplicita. No, non voglio scendere. E tu dici, ma devi scendere, devi farla. Non voglio scendere. Cioè, basta, non ce n'è. Io fa anche piacere, non la voglia lui, capito? Io adesso, oggi sono uscito un po' qua in paese, appunto per arrivare a questo posto nascosto, e ripeto, lontano da qualsiasi essere umano, assolutamente, e ho notato che Spring annusa molto, molto di più le pipì degli altri cani. Quindi qualcosa si stanno comunicando, tanto, perché non l'ho mai vista così fermarsi ogni metro ad annusare bene gli altri cani. Perché chiaramente noi non ce ne accorgiamo, ma comunque emaniamo anche noi dei feromoni, come fanno tutti gli animali. E gli animali questo lo sentono. Quindi in realtà, se vedete i cani un po' più agitati, piuttosto che più pacati, può essere quello, semplicemente noi stiamo emanando feromoni d'allarme ogni giorno e tutto il giorno adesso, quindi perché la situazione è quella che è. E Spring veramente io non l'ho mai vista annusare ogni centimetro, ogni pipì, stare lì a vedere, a rispondere, non così tanto quantomeno. Quindi un qualcosa stiamo comunicando anche al resto del mondo sicuramente. Aiutami adesso da ignorante in questa cosa qua. Quando il cane si ferma a lungo ad annusare la pipì di un altro cane, è perché c'è un messaggio nascosto che... Cioè, c'è sì, un motivo... vuole approfondire magari. Perché io da ignorante dicevo, ecco, quella è la pipì di una cagnetta che probabilmente è in calore. Quello può essere, sicuramente. Se è passata una cagnetta in calore, sì, però lì lo noti perché poi il resto della passeggiata non è più facciamo una passeggiata, ma andiamo a cercare la cagnetta, quindi lì è tutto esatto, cercare la traccia e stare lì fisso e non far altro. Può essere semplicemente appunto che magari è un punto in cui hanno comunicato più cani, quindi in realtà ci sono più informazioni da più cani, perché alla fine Scusami? È più stratificata, le informazioni sono più stratificate, quindi lui Esatto, va a scinderle e a cercare di capire, diciamo, quello che si stanno dicendo, ma calcoliamo che per loro la passeggiata è il loro Facebook praticamente. Quindi trovano un post e rispondono e poi vanno avanti, trovano un altro post e rispondono a loro modo. Quindi è importante comunque lasciarli annusare, cioè il loro modo per comunicare e per capire che sono comunque in una società. Tirarlo in quel momento non va bene. Meglio di no. Attendiamo un po', eventualmente, se proprio, ma come faceva anche oggi Spring, si ferma proprio all'infinito, ti chiamo e andiamo. Perché sennò oggi veramente ero ancora in passeggiata, forse per lei, è solo ad annusare le pipì. Una domanda che avrei per te. C'è qualche canzone ispirata ai cani? O Tabacco magari ti ha ispirato una qualche canzone? Allora, posso dirti sicuramente che Tabacco è stato con me per tutta la scrittura di Orizzonti Verticali, era proprio nella stanza con me. Io scrivevo la sera in una stanza in casa, quindi tutto il disco è stato scritto insieme a lui. No, i cani cioè, Tabacco nella scrittura dei brani non è mai entrato a livello di ispirazione, però si vede nei video.
Certo. Perché sì, nel video di Vai Fradi, che è la title track del mio primo disco, che è anche il video che ha più visualizzazioni su YouTube, alla fine si vede proprio lui che sta fuori dalla macchina, sì, è molto fotogenico. Anche un suo profilo Instagram, Ecco, che non andatelo a seguire. spieghiamo tanto, però insomma c'erano delle volte in cui abbiamo sentito proprio la necessità di far vedere al mondo che tabacco. Io immagino che tu, lavorando con tanti padroni di cani, ti sia reso conto che per il proprio padrone ogni cane è incredibilmente intelligente e speciale, Assolutamente. Assolutamente, quello è indubbio, ma è come ogni figlio ad ogni mamma. Alla fine entrano a far parte proprio della famiglia e in una maniera indissolubile, sicuramente. Ma è giusto che sia così, e per fortuna adesso è così. Chiaramente negli gli anni precedenti magari era più stai fuori, fai la guardia, stai lì, se ti va bene sì. ti porto da mangiare. Per fortuna adesso sta rientrando appunto a essere parte della famiglia. Quindi anche chi, non so tu, ma comunque io la porto sempre con me anche in vacanza, diventa anche sempre più semplice riuscire a trovare un posto dove portarla. Non è ancora semplice, però diventa sempre pian piano più semplice. Specialmente se posso in Friuli non è ancora così semplice, secondo me. È un po' più difficoltoso piuttosto che, non so, la Toscana che siamo andati quest'estate, potevamo andare quasi ovunque, praticamente. Ho io una domanda per te. Vai. Se tipo Brontola quando Aspetta dorme, che si è interrotta la storia. Facciamo un'altra ancora un attimino. Aspettiamo che si ricolleghino. Quindi è già passato un'oretta di chiacchierata, sì, effettivamente. Una cosa all'altra sì. Una cosa all'altra sì. 7:30. Andiamo a mangiare, no? Tra un po'. Esatto, andiamo a mangiare. Mamma mia, sto mangiando tantissimo oltretutto in questo periodo, veramente tantissimo. Io ti dirò no, penso un po' di meno. Anche perché sono fuori forma e si vede, mi sono visto la prima live e ho detto porco cane, è da tanto che non mi guardo un po' più attentamente. E allora ho iniziato a fare un po' di ciclette in camera, a cercare di resistere un po' di più col cibo e rimettermi un attimino in forma. Approfittiamo. Attenzione, Ilaria su YouTube ci fa una domanda interessante che quindi attenderò la tua Vediamo risposta. dov'è. Ilaria, ho una domanda che mi sono ricordata a proposito del... Io ho perso anche la vista, più o meno ci siamo come età, e inizio anch'io ad avere difficoltà con la vista adesso. A proposito di visitare posti, trasportare un cane in macchina, cosa necessita? Ad esempio, cintura di sicurezza riconosciuta o no? Ci sono modi particolari? Mio nonno, che portava i cani a caccia, li scaraventava nel baule con una rete per impedirgli di andare davanti. Parliamo di altre situazioni. Certo, certo. Allora, da fonti carabinieri, la cintura di sicurezza per cani, no, non, secondo la legge, e ce lo dice anche Sara, non è sufficiente in caso di urto, quindi non sono certificate in realtà. Quindi la cosa migliore sarebbe riuscire a mettere nel bagagliaio i cani, ancor meglio in uno di quei trasportini, quelli fatti proprio in ferro, no? Quelli belli resistenti. Quella è la soluzione migliore anche in caso di incidente, ovviamente. Perché comunque il cane è più contenuto, il trasportino viene bloccato alla macchina, quindi in caso di incidente sei più sicuro, però chiaramente rischi di più in caso di tamponata, perché è giusto lì dietro. In più scusa, devo aggiungerti su Instagram? Ci siamo dimenticati? E ti sei bloccato su YouTube, cosa sta succedendo? Mi sono proprio fermato io, penso. O no? Non so. Sì, lì su YouTube eri fermo. Su Instagram fermo io, stavo Eccola. notando che c'è un piccolo delay tra Instagram e quello che vedo qua, ed era molto affascinante vederti dire la stessa cosa in due momenti diversi. Ultima cosa però,
Da tener conto che invece ci hanno segnalato, specialmente pompieri, in caso di incidente, questi kennel, se si vanno a storgere e quindi non si riescono ad aprire, è una difficoltà anche quella, perché devono tagliarla e chiaramente il cane lì dentro non è il massimo per il cane, già vuol dire che c'è stato qualcosa prima, un incidente. Quindi è una situazione un po' difficoltosa. Infatti capisco, perché infatti la cintura è stata finora discutibile, chi sì e chi no, quindi ok, o kennel o rete nel bagagliaio. Neanche la rete, dovrebbero essere le sbarre fisicamente. Quelle servono più che altro ad impedire che il cane in una qualsiasi situazione venga davanti e venga magari a disturbare anche chi guida. Quindi dovrebbero essere proprio le reti in metallo. Però ti dico, anch'io comunque la utilizzo magari nei percorsi più brevi, che però chi esclude che l'incidente non avvenga nei percorsi più brevi, però anch'io la metto magari anche nei sedili dietro, per un fatto di comodità anche del cane. Lì è un po' in dubbio. Per legge dovrebbe stare quantomeno nel baule e con un divisore. Ah, che bello, c'era scritto un commento in abruzzese, Ilaria. E quindi a dove li dingo metto Lugan? Non lo so. Dov'è? No. Ah, eccolo. Sì. E quindi a do me li ding met Lugan. Ok. Meraviglia. Meraviglia. Bene, quindi prima di chiudere, progetti per il futuro? Scusa Serino, però cazzo, è la domanda a cui è più difficile rispondere in questo momento. Facciamo così, Guarda, progetti per un futuro in cui il mondo continua come prima. ecco, se tutto tornasse, ipotesi, no? Ipotesi, usiamo anche l'imperfetto, condizionale imperfetto, se tornasse tutto alla normalità, io comunque avevo 3 singoli pronti da far uscire prima dell'estate e poi portarli in giro quanto più possibile coi concerti durante l'estate. Questo era il programma prima di quello che è successo, prima del coronavirus. Ora come ora non lo so, nel senso che di solito le mie estati sono concerti il più possibile, anche per ragione banalmente economica, capito? Sono la mia principale fonte di reddito. Ora come ora chiaramente non so cosa succederà. Sicuro è che ho comunque un botto di musica pronta, che aspetta soltanto di uscire. Ho una bella squadra a livello sia di musicisti che lavorano con me, ma anche su Milano ho costruito delle relazioni molto interessanti con un produttore molto forte. Non voglio il nome adesso, ma che comunque mi sta seguendo da tanti punti di vista, e quindi sì, ci sarebbe il progetto discografico. Sicuro è che ora come ora, su due piedi, dopo una settimana che lo faccio, ti dico che il diario di bordo è un progetto al quale in questo momento tengo molto e che sono sicuro che avrà una prosecuzione anche alla fine della quarantena, nel senso che vorrei farne degli utilizzi alternativi. Pensa che bello che sarebbe. Qua ti dico proprio, ti butto giù un'idea, ne ho parlato soltanto con mia moglie finora. Pensa che bello sarebbe costruire uno show live, quindi un concerto, chiamiamolo così, che è intervallato dalla lettura di alcuni di questi diari di bordo, in cui insieme alle canzoni si costruisce una narrazione di quello che abbiamo vissuto attraverso appunto i diari di bordo. Sarebbe un format secondo me interessante. Tu verresti a vederlo un concerto così, immagino, no? Se Assolutamente. sarebbe interessante. Una delle possibili idee che ho per il futuro è questa. Per il resto mi rimetto, mi verrebbe da dire, alla provvidenza, così faccio contenti tutti quelli che hanno fede in questo momento. Mi rimetto alla provvidenza, cosa devo fare. Speriamo per il meglio. Sì, esatto, ti ringrazio intanto per avermi voluto qua, perché è stata una bella chiacchierata, mi sono molto divertito. Comunque parlare di cani mi piace, i cagnolini sono anche miei amici, Pippuzzo Tabacco, il mio cagnolino, è un amico inseparabile, quindi mi ha fatto molto piacere. Grazie per le domande, complimenti per il tuo format, ti auguro tutta la fortuna possibile e che cresca il più possibile, insomma, perché si vede che ci metti passione. Quando ci si mette passione nelle cose, il mondo non può restare in silenzio, no? Dovrà accorgersene prima o poi.
Sì, dai, speriamo, e magari nel nuovo mondo riusciamo ad organizzare anche un qualcosa insieme, mi piacerebbe sicuramente. Ti avevo già visto, tra l'altro, anche a Tarvisio, in mezzo ai monti. Esatto. A me piacerebbe, se riusciamo a radunare tutta l'Italia, portarla in Friuli, fare una bella passeggiata insieme e poi ci canti un qualcosa. Cavolo. Ma pensa che se portassimo tante persone, se venissero qua e vedessero i posti che abbiamo, poi comincerebbero a venirci di continuo. E quindi tu non potresti andare al fiume col tuo cane e sentirti in mezzo alla natura incontaminata. Ok, allora ti vengo a prendere e andiamo noi da loro, dai. Esatto. Facciamo così. Bene, grazie mille, Doro, veramente. Grazie a voi ragazzi, grazie alla chiacchierata. E buona serata a tutti. E ci vediamo domani anche con gli altri. Ciao a tutti e buona serata. Ciao ciao.